Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. A te la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Spazio mensile, il mio contributo mensile a questa meravigliosa associazione. Io sono lontano in questo periodo, sono in Sud America, sono in Brasile in questo momento, e per lavoro e per tante cose, tra le quali ovviamente c'è la voglia di fare qualcosa per questo territorio, per magari alcuni ambiti dove si può dare un supporto sia tecnico da parte mia come professione che di aiuto sia all'ambiente che alle persone. C'è sempre molto da fare ovunque. C'è sempre chi ha bisogno, come lo vediamo vicino a casa, anzi vicino a casa a volte facciamo più fatica perché noi abbiamo l'abitudine, anzi molti di noi, soprattutto le persone più deboli, più fragili, più anziane, hanno l'abitudine di nascondere il bisogno, di nascondere la necessità e chiudono le finestre, tirano giù le persiane, tirano giù le tapparelle, si fanno vedere di meno per vergogna, no? Una cosa che dicevo tanto tempo fa era proprio che dovremmo stare un po' più attenti al nostro vicinato, ai nostri vicini, perché se comunque tutti stiamo attenti al nostro, non soltanto al nostro orticello, ma a semplicemente salutare una persona che è vicina quando la vedete alla finestra, no, fare un gesto, cercare di chiacchierare un attimo, cercare di fare quel gesto che riavvicina, riconnette un sistema che si è connesso. Pensate al gioco. In questi ultimi 20 anni tutto è connesso. Più tutto è connesso, più noi non siamo più collegati. Questa cosa si vede molto di più in posti come questo, dove sono ora, dove il buon vicinato è necessario, dove il buon vicinato è una buona cosa, dove aprire il portone la mattina, a me una volta chiedevano: "Perché tu la mattina ti alzi e apri il portone?" Io c'ho sempre il portone aperto, perché a me fa piacere se qualcuno passa saluta, se qualcuno passa entra, se io vedo una persona che sta passando esco io a fare 4 chiacchiere, un po' anche per migliorare la lingua ovviamente. Il portoghese è una lingua abbastanza semplice, una lingua, non complicatissima da imparare per noi, e quindi la buona pratica migliora sicuramente, un'altra lingua da imparare e ci si tiene in allenamento. Ma è proprio questa sensibilità che dobbiamo recuperare. Me ne rendo conto qui, come bisognerebbe rendersene conto di più anche da noi, che, la connessione vera non è quella data da questi. La connessione vera non la danno queste. La connessione vera la dà il nostro buon senso, il nostro modo di parlare con le persone, la voglia di fare qualcosa, l'associazione. Anche in questi giorni stavo seguendo sui nostri gruppi, WhatsApp, i gruppi che utilizziamo per fare contatto, connessione e informazione interna all'associazione. C'è tantissimo lavoro che si sta facendo nei magazzini, si stanno preparando tante cose, non ci si ferma mai, e questa è una cosa molto, molto buona. È una cosa buona perché oltre a Sara, allo staff dell'ufficio, i collegamenti che ci aiutano nel mantenere vive tutte le missioni dove stiamo contribuendo anche economicamente per portare avanti questi aiuti, in altri ambiti dove c'è più la possibilità, grazie alla vicinanza, grazie a trasporti veloci, eccetera, di essere più solidali in modo materiale. C'è del materiale che viene stoccato in magazzino, viene controllato, viene mandato in revisione
e abbiamo fortunatamente società che ci supportano anche per revisionare macchinari medici o macchinari sanitari o anche macchinari tecnici anch'io, ai tempi qualche anno fa quando avevo l'altra ditta avevo, ehm, revisionato e fornito qualche bancale di materiale, di pompe, cose che magari a noi pensiamo di buttare o di non ci servono, le eliminiamo, no, nella logica del consumismo, ma in altri posti, si recupera tutto, qui si ricicla tutto. Qui passano per farci un esempio praticissimo, qui passano, seconda, quarta e sesta, quindi, lunedì, il mercoledì e il venerdì passano col camion a ritirare i sacchi neri, no, e i sacchi della spazzatura qui non c'è una vera differenziata, però già, ci sono i sacchi neri, 3 volte a settimana passa il camion, ritira, eccetera. Se malauguratamente no, malauguratamente no, se, come è capitato a me, ho cambiato delle cose interne alla casa, quindi dei piccoli mobili, delle cose, metti fuori l'antina, metti fuori un vetro, metti fuori, un ventilatore da soffitto che, non andava più bene, eccetera, lo metti fuori, che sia guasto o no, non c'è problema, tu lo metti fuori, rientri, riesci dopo 5 minuti, non c'è più quello che serve ad altri. Perché? Perché tutto quello che, può essere non più buono per noi diventa magari importante o buono per altri, anche semplicemente per, togliere le parti metalliche, che possono essere riciclate o o, magari qualcuno c'ha il condensatorino giusto per rimettere in moto il ventilatore, se lo rimonta in casa e quindi queste cose accadono. Come ci sono 2 o 3 donne, mi sembra, 2 o 3 signore qui che passano in questa zona di dove sono io, portano via la plastica o le lattine, l'alluminio, plastica e l'alluminio, le bottiglie di plastica. Perché? Perché fanno il filato, fanno il filo che poi viene utilizzato. Tutto quello, che si può fare, che si può riutilizzare qui viene non c'è la non so se il termine giusto è la vergogna. C'è un io la vedo come un'intelligenza antica, okay, quella di, darsi anche inconsapevolmente, anche rendendo delle cose normali, darsi una mano. Come è normale che la spiaggia qui restituisca quello che purtroppo nelle città più grandi, viene buttato in mare, o dalle navi viene buttato in mare. E, è normale quando le persone qui vanno in spiaggia o io sono abbastanza vicino all'oceano, a 500 metri circa dall'oceano, ehm, è normale che quando si rientra, se c'è un pezzo di plastica, un pezzo di vetro, una lattina, una roba, la si tira su e la si porta nel cestino. Ma non è una cosa sì, poi ci sono le associazioni anche qui, le associazioni per tenere pulita la zona, per tener pulita un'area, questa è un'area protetta, quindi è un'area verde, è una laguna, siamo vicino a una laguna, quindi è un'area di transito di tutto, ci sono varie specie che passano di qui e quindi è un'area, molto è una riserva, ecco, è una riserva e anche quello che si può costruire ha dei vincoli molto particolari. Si può costruire molto poco perché si vuole lasciare la natura come è. Anche alcuni campi vengono coltivati per dare delle piante particolari agli animali che passano, quindi c'è proprio una logica completamente diversa da quella che abbiamo noi in Europa. Ma tornando all'inizio, l'importante è guardarsi intorno, il proprio prato verde, la propria casa in ordine, la connessione internet, la corrente, l'energia, il riscaldamento oggi in Italia ovviamente riscaldamenti accesi, qui fortunatamente no, ma, ci sono, tante cose che ci portano a chiuderci, no,
a rimanere chiusi in casa al calduccio, starsene tranquilli. Si va in una specie di letargo. Per un periodo può anche andar bene, ma essere 365 giorni all'anno in letargo non va bene, non fa assolutamente bene. E il primo aiuto, lo vediamo anche noi in associazione, il primo aiuto che si dà, è proprio il parlare con le persone. A volte le persone hanno la necessità di, sfogarsi, no, non so se il termine giusto è sfogarsi, ma di chiacchierare, di parlare, di condividere, ecco, condividere anche esperienze, perché molte persone poi hanno dopo una certa età hanno un bagaglio di esperienza, un bagaglio di hanno una storia da raccontare ed è bello conoscerla, ed è bello condividerla, ed è bello passarla questa storia, no, questa storia, queste esperienze, fare in modo che ascoltando persone che hanno qualche anno in più di noi possano darci qualche consiglio giusto. Sicuramente i consigli più giusti sono sempre quelli di eliminare il più possibile tutte le cose automatiche, che tutte le facilitazioni che stanno arrivando oggi ci portano a essere più idioti dopo, perché portano via, professionalità, portano via intuito, portano via la necessità di, inventare, di ideare, di studiare, perché tanto basta che vai sull'intelligenza artificiale, no, scrivi la frase giusta, la domanda giusta, ti arriva la risposta. Scrivi la formulina, t'arriva la soluzione. Se la vuoi scritta tutta, tutta l'espressione fatta bene, ti fa anche se lavori molto bene, ti fai conoscere molto bene con l'intelligenza artificiale, riesci anche a farla pensare come te e quindi gli puoi dire: "Scrivimi un testo come lo scriverei io", e te lo scrive. Ma tutte queste cose qui poi non le fa più il nostro cervello. Attenzione, attenzione a questa cosa. E con questo diventiamo più dipendenti di una macchina e meno collegati con il resto del mondo. Quindi a che pro si fa un passaggio di questo genere? Noi dobbiamo servirci di questo strumento, non farci usare da questo strumento. E il sistema probabilmente è più contento nel vedere io sto usando il termine pecore, scusatemi, persone dipendenti, chiuse in casa, che lavorano 8 ore. Ricordate il film, di Charlie Chaplin, no, quello che andava sempre in giro poi così, perché nella sua catena di montaggio stringeva 2 bulloni, ecco. Poi faceva tutto così, no, tutto un modello tutto a scatto. Poi lui già allora prendeva in giro un sistema, rendeva ridicolo un sistema che oggi è la normalità per molti. Fare sempre gli stessi gesti con i pollici, no, la PlayStation, i giochini hanno tutti lo stesso sistema di comandi, controllo. Perché? Perché i movimenti devono essere gli stessi. I movimenti devono essere semplici e sempre gli stessi. Devi poter far movimenti in tutte le direzioni senza muoverti. Fare in modo che sia qualcos'altro a muoversi, quindi che ci sia un'intelligenza che si muove, quindi il gioco in quel caso. O, o il video, anch'io, costruisco impianti che utilizzano questi sistemi, ma faccio in modo che vengano utilizzati dalle persone, per avvicinare le persone. Io uso sistemi orografici, faccio cose differenti, fanno in modo di far apparire le persone dove non sono. Cioè, io sono qui, per esempio oggi potrei, parlare in una convention, magari a Milano, con una mia macchina, ed essere lì fisicamente, in ologramma ovviamente, non reale, ma realistico e, però interagisco, cioè nonostante la distanza uso la tecnologia per interagire in un altro luogo.
Ci sono altre cose che stiamo studiando proprio per riavvicinare le persone. Questo bisogna fare, riprendere il contatto con la vita, con la natura. Io qui, la maggior parte del tempo cammino senza scarpe, cioè cammino, toccando il terreno, gustandomi la connessione col terreno, e la differenza si sente, l'energia si sente. Noi anche semplicemente con le scarpe di gomma ci siamo allontanati dalla connessione, ci siamo disconnessi col territorio. Sembrano fantasie da alchimista, forse possono sembrare, ma è la verità. Sono cose reali queste, sono le connessioni reali che ci hanno tolto, piano piano, dandoci la comodità, la tranquillità, pensando alle scarpe, no, scarpe più comode, di gomma, di plastica, tutti quegli isolanti che ti permettono di, stare un po' più tranquillo, vivere bene, essere più comodo. Essere più comodo, quindi poter fare cose senza fare fatica o facendo meno sforzi, avendo la caviglia ben protetta, avendo tutto ben organizzato, ma il prezzo è la connessione. Il prezzo è il collegamento, in questo caso con la terra, nell'altro caso con le persone, molto importante anche quello, molto, molto, molto importante. Guardatevi intorno. Se vedete delle serrande chiuse di persone che, normalmente vedevate in giro o con cui facevate 4 chiacchiere, andate a bussare, fate una telefonata, andate a bere un caffè. Molte volte è un momento di tristezza, altre volte è la pensione che non basta. Ricordo anch'io con Sara, anzi, grazie a Sara, una volta nella zona di Rho, non mi ricordo dov'era, ho avuto l'incarico di consegnare un aiuto a una persona, e allora l'aiuto erano viveri, erano cose da mangiare, e buongia. E quindi, fatto questo, son stato 2 ore a parlare con questa persona. Son stato 2 ore a parlare con questa persona, è stato bello. È stato bello, m'ha raccontato della sua vita, m'ha raccontato delle cose che stava facendo, dei progetti che aveva. Non so se poi li ha realizzati o no, non so se è riuscito a fare quello che voleva fare, ma in quel momento lì esserci è stato importante, mi son sentito bene. E anche la persona che ha ricevuto, gli aiuti, quel piccolo aiuto, era una piccola cassetta con quello che serviva per andare avanti un po', quello che si poteva fare insomma in quel momento, per lui. Ma secondo me hanno avuto più valore le 2 ore di chiacchierata con questa persona che era chiusa in casa da sola. Non usciva perché era lì e non conosceva nessuno, quindi non usciva. Cosa riesco a fare? Tanto non parlo con nessuno, qua nessuno parla, nessuno dice niente, i vicini nei condomini soprattutto non esistono più. Una volta ricordo quando negli anni '80 ero a Milano, fino al '90 ero a Milano, il palazzo dove abitavo al Galaratese era una micro comunità, si conoscevano tutti, c'erano persone che veramente la mattina andavano a fare a bere il caffè al nono piano, poi dopo il pranzo, le mamme si incontravano a bere il caffè da un'altra parte, sempre a casa di una, a casa dell'altra, sempre a chiacchierare, sempre in gruppo, a farsi i dispetti, a farsi scherzi, a fare di tutto, poi andavano a far la spesa insieme, oppure uno andava a far la spesa per l'altra, uno andava da una parte, uno andava dall'altra, cioè c'era questa vita anche frenetica a volte, ma c'era il contatto, c'era la connessione, c'era la voglia di stare insieme, che oggi non c'è. Oggi quasi è un problema, no, oggi quasi è un problema stare insieme agli altri, stare vicino agli altri. Invece bisogna riflettere un pochettino di più e tornare a togliere una connessione, a spegnere il wifi, e fare 4 passi.
4 passi in aiuto per aiutare, a volte pensando di aiutare gli altri aiutiamo noi stessi. Perché quella giornata, come tante altre cose che facciamo, aiutano più noi che gli altri, poi alla fine. Non è difficile. O sì, forse è difficile iniziare, questo tipo di mentalità, questo tipo di filosofia. Forse è difficile, cominciarla, proprio perché avendo staccato la spina, il momento più complicato è quello di riattaccarla. È dove si fa più fatica, no, dove si dice che bisogna iniziare a far girar la ruota, quindi il primo sforzo è tutto inerziale, no, e quindi parlando di fisica, quindi alla fine dobbiamo vincere una forza, però una volta che la ruota si è messa in movimento, tenerla in movimento non è complicato e si dà uno sforzino in più per accelerarla, quindi ogni tanto si dà un zic in più per migliorare questa velocità, questa connessione, questo un nuovo adattamento. Dobbiamo tornare a parlare con gli altri, a connetterci agli altri, aiutare gli altri e a chiedere aiuto agli altri. Perché fortunatamente in alcuni governi ci sono persone, che hanno la testa sulle spalle e non stanno prendendo decisioni o non possono prendere decisioni che creerebbero grossi problemi a tutti. Quindi nel dubbio avere una connessione, e non voglio farne una discussione politica, non è il mio ruolo, non è vero che non mi interessa, mi tengo molto informato, uso tanti canali per sentire tutto. C'è una telefonata, sono molto contento. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Faloppi, in provincia di Como. Ciao. Ciao. Sì, il problema dell'incomunicabilità tra persone era già presente negli anni 60-70. Comunque è più forte secondo me in città che non nei paesini. Io abito in un piccolo paese della provincia di Como e la gente si conosce tutto, quindi la gente conoscono tutti me. Nelle città il problema è molto più forte. Poi volevo dire sul discorso, cambiando un argomento, un discorso su Parigi. Già Keynes nel libro Le conseguenze economiche della pace aveva parlato delle streghe di Parigi. Non so se lei ha letto il libro Le conseguenze economiche della pace. No, No, me lo ecco, segno volevo... e me lo segno sicuramente. No, perché è un libro molto importante, Le conseguenze economiche della pace, dove John Maynard Keynes prevedeva già 10 anni prima o molti anni prima la seconda guerra mondiale. E in quel libro parla delle streghe di Parigi. Volevo dire che attualmente la Francia ha una posizione molto negativa, che la città di Parigi sta rischiando molto anche dal punto di vista del terrorismo nucleare. Grazie e buona continuazione. Grazie. La Francia, come anche la Polonia, sta facendo delle micro azioni che non sono sicuramente buone. Ci sono tante cose che lì non arrivano. A volte essere fuori fuori dagli schemi, e ogni tanto cambiarli, è importante. Fatelo anche voi. Io vabbè, ho il vantaggio di spostarmi, per lavoro viaggio molto, quindi, magari guardando la stessa cosa da nazioni diverse, da continenti diversi, i filtri sono diversi, quindi, le notizie molte non arrivano qui, cioè molte cose che succedono in Italia qui non arrivano, bisogna andarsela a cercare. Certamente, ma gli algoritmi, filtrano in modo diverso le notizie e certe cose qui sono viste in maniera un po' differente. Certe cose non vengono negate, non vengono oscurate e si riescono a vedere bene. Quindi
Sì, ci sono dei movimenti occulti anche, movimenti non belli, che stanno organizzando qualcosa di anzi stanno forzando più che organizzando, stanno forzando determinate scelte da parte di altri. Fortunatamente, stavo dicendo prima, ci sono persone che oggi sono fuori da quegli schemi, sono tante persone, parlo di persone che decidono, persone di alto livello, persone a cui abbiamo dato o che si sono presi o che hanno la facoltà di decidere per milioni di persone, probabilmente per l'umanità intera. Ehm, qualcuno sta cercando di forzare queste azioni per dare poi la colpa. È come se io continuo a fare gni 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 e poi dopo m'arriva uno schiaffone e dico: "Ah, m'ha dato uno schiaffo". Sì, ma tu è 2 anni che continui a farmi gni 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 e alla fine la pazienza termina. E quindi lo schiaffone è un gesto sicuramente più forte di un gni gni, come dico io, ma, bisogna analizzare, guardare bene, capire bene la storia, come l'Ucraina, che non è cominciata 2 anni fa con l'invasione russa, ma è cominciata nel 2013-2014, quando gli ucraini nel Donbass, a Odessa, sparavano alle persone che parlavano russo. Come in altri paesi, in un'altra guerra, si trovano bambini di pochi mesi o di pochi anni, tutti con un colpo alla testa. Quindi ci sono tante cose che non ci vengono dette e sono sconvolgenti. Comunque, l'argomento era: apriamo gli occhi, guardiamoci intorno. Aiutare, la solidarietà a volte è un caffè. È un caffè da un vicino, è un caffè da un amico. Provate a farlo. Scoprirete altri mondi, lontani da questo magari, senza connessione, con la connessione vera, quella antica, di 4 occhi che si guardano, o più, meglio, un caffè e 4 chiacchiere. Un buon fine settimana a voi e ci sentiamo alla prossima. Un abbraccio.